Questa giornata è fatta soprattutto per ricordare l'importanza della donazione degli organi, per fare in modo che i pazienti in attesa di trapianto possano ricevere gli organi di cui hanno bisogno e i tessuti di cui hanno bisogno. È importante per la popolazione sapere che possono dare la disponibilità, che ogni cittadino può dare e soprattutto speriamo dia la disponibilità alla donazione degli organi. In particolare adesso in tutti i comuni, praticamente tutti i comuni, è possibile dichiarare la propria disponibilità alla donazione. Complessivamente sono stati 20 i donatori nel 2024 che hanno permesso di trapiantare 4 cuori, 15 fegati, 37 reni, 9 polmoni e un pancreas. Molto importante inoltre l'attività di donazione delle cornee, 195 donatori di cute e di altri tessuti. I vicentini si confermano donatori generosi nel panorama nazionale. I vicentini fanno molto, la nostra provincia è una provincia molto solidaristica, è una delle province è la provincia che ha il maggior numero di iscritti all'AIDO, per esempio, che è un'associazione che si occupa appunto della promozione della donazione di organi e tessuti, e questo è un indice quindi molto importante. L'opposizione alla donazione di cornee nella nostra ULSS è del 20%, che è un dato molto basso, ottimo rispetto alla media nazionale che è intorno al 35-37%. Punto di eccellenza a San Bortolo il trapianto di reni che viene eseguito direttamente. 41 sono stati i trapianti lo scorso anno. Un aspetto molto importante qui nell'Ussotto è il trapianto di rene da vivente. Molti pazienti ricevono l'organo, ricevono il rene da parte di familiari che sono disponibili. Questa cosa richiede una bella organizzazione e richiede soprattutto un'organizzazione efficiente che segue queste famiglie, in particolare sono famiglie. Ecco, c'è stata anche nella provincia di Vicenza la donazione solidaristica alcuni anni fa di una persona che ha donato un rene indipendentemente dal legame con altri.